Siamo un gruppo di ragazzi di prima e seconda ristorazione delle Nevi di Mare. Il nostro piatto della salute abbiamo deciso di chiamarlo Gita a Mare Primavera. Abbiamo pensato a questo nome perché durante l'attuale periodo di emergenza non abbiamo potuto andare in gita e abbiamo potuto farlo con la fantasia attraverso questo piatto. Asparagi, li laviamo e tagliamo la parte inferiore. Li tagliamo in tre parti, la punta la dividiamo a metà e la cuciniamo a vapore. Dalla parte centrale ritagliamo una crema e dalla parte inferiore e dalla buccia faremo un brodo che verrà utilizzato per la cottura del riso. Prendiamo il riso rosso integrale e dopo averlo lasciato in amore per circa un'ora, lo cuciniamo con il brodo ottenuti dagli asparagi e poco sale integrale. Tagliare gli agretti finemente e aggiungerli al riso a fine cottura e con l'aggiunta di olio extravergine di oliva. Prendiamo gli sgombri e dopo averli eviscerati li tagliamo in 4 filetti. Successivamente andremo a spinarli e li taglieremo in 4 parti questi filetti, che li andremo a marinare con olio, sale, pepe, succo di limone, le bucce di limone e origano fresco. Successivamente andremo a cuocerlo sottovuoto. Prendiamo le fragole e le laviamo. Una parte utilizzeremo tagliata a cubetti, mentre con l'altra parte faremo una salsa cuocendo le fragole con poco zucchero integrale e succo di limone. Dopo aver lavato i ravanelli, li tagliamo a rondelle molto fini. Per completare il piatto prendiamo la radice di curcuma e la cuociamo a vapore, ricavando una crema che con i laccini e mirtilli completeremo il piatto della salute.